Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo un giro di sibille, le vostre sibille chiacchierine del vostro Marietto Veneziano, per come sarà la settimana entrante dal 30 marzo al 5 aprile, dal lunedì 30 marzo al 5 aprile. Bene, vediamo con le schiettine le nostre sibille chiacchierine, però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di Degata e Marietto Veneziano e poi di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove vedete qui sotto in descrizione i link. E mi raccomando, al lunedì sera alle 20:30 sul canale di Telegram. Vi aspettiamo il Degata al vostro Marietto Veneziano. Bene, adesso il vostro Marietto inizierà con 3 bei mazzetti. Bene, adesso facciamo i nostri 3 mazzetti per la domanda: come sarà la settimana entrante dal 30 marzo al 5 aprile. Quindi mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Scegliete voi il vostro mazzetto 1, 2, 3. Eventualmente fermate anche il video, respirate profondamente e entrate in sintonizzazione col vostro mazzetto, quale che voi preferite. 1, 2, 3. Bene, iniziamo col primo mazzetto e vediamo subito come sarà, perché ho scelto il primo mazzetto. Donna maritata, gelosia, sacerdote, allegria e morte. Allora, mettiamo bene a favore di camera queste belle sibille chiacchierine che ci hanno parlato chiaramente. Allora, prima di tutto inizieremo con una bella solidità la settimana. Praticamente la settimana sarà positiva all'inizio, poi incontreremo qualcosa per via che questa situazione anche che si sta protraendo è negativa, e qui lo vediamo, perdita di denaro, gelosia, quindi sarà qualcosa. E in più avremo un piccolo aiuto di un sacerdote, cioè nel senso di una persona molto autorevole che cercherà di aiutarci e darci un pochettino di come si suol dire, di alleviare questo problema che in fondo questo periodo un pochettino pesante per tutti sta provocando. Noi abbiamo iniziato bene, avremo questo scalo, no? Questa protezione e questa rinascita, però purtroppo ci sarà, vedete, un cambiamento repentino che però, preceduto da queste 2 carte, sta a indicare che molto probabilmente sarà qualcosa di positivo, perché questa carta qui della morte, vedete, può essere anche qualcosa di positivo, visto che la partenza è molto positiva, quindi ci sarà un cambiamento. Attenzione però, appunto, è che molto probabilmente avrete una piccola perdita in senso materiale, non in senso affettivo, questo qui. E ricordatevi che sarete protetti da una persona molto importante che vi porterà sollievo, e alla fine ci sarà un cambiamento. Ricordatevi che siete partiti con una solidità, donna meritata, quindi tutto sommato direi che, data la situazione che c'è oggigiorno, le carte non sono poi troppo negative, perché vediamo questa figura importante che ci darà allegria e ci darà un attimino di sollievo. Purtroppo avremo un cambiamento, uno squilibrio verso la fine della settimana che prevedo non sarà negativo proprio per questa protezione. Molto probabilmente sarà qualcosa invece a nostro vantaggio. Bene, per il primo mazzetto delle sibille chiacchierine, il vostro Marietto finito qui. Vediamo il secondo mazzetto, quindi diciamo che il primo mazzetto è stato più una montagna russa, sarà una settimana da montagna russa con alti picchi e bassi picchi. Secondo mazzetto, dottore, nemica, dispiacere, sospiri e ammalato. Chi ha scelto il secondo mazzetto, direi che la situazione è piuttosto impegnativa, perché vedete il dottore, quindi praticamente c'è qualcosa da mettere a posto, avete tanti nemici che vi porteranno a dispiaceri e voi sospirerete e alla fine cercherete qualcosa, ma purtroppo queste carte stanno a indicare che sarà una settimana molto molto impegnativa, tanti nemici, tanti dispiaceri e tante speranze, vedete? E l'ammalato purtroppo vi porterà un abbattimento morale, quindi
direi che questo mazzetto è stato molto chiaro, meglio di così non si può capire la settimana che affronterà chi ha scelto mazzetto numero 2, impegnativo, quindi state in campana perché la situazione sarà molto importante e vi consiglio di seguire sempre il canale del vostro Marietto Veneziano e i suoi circuiti energetici per dare una mano, perché vedo che la settimana di chi ha scelto mazzetto numero 2 è impegnativo. Mazzetto numero 3, speranza, amore, Imineo, allegrezza di cuore e costanza. Beh, invece chi ha scelto il mazzetto numero 3, cari amici, qui la situazione sarà nettamente positiva, sarà una chicca, perché vediamo subito che la vostra speranza sarà in un certo senso dorata, baciata dall'amore e dal compromesso, buoni affari, beneficio di amore, allegrezza di cuore e costanza. Cioè praticamente chi ha scelto il mazzo numero 3 ha vinto il 13 al Totocalcio. Avrete una bellissima settimana in cui potrete fare qualsiasi cosa e vi funzionerà tutto, sia in amore che in affari che in amicizie, perché avete avuto costanza e speranza, quindi sarete premiati. Quindi se il mazzetto numero 2 era veramente in salita, il mazzetto numero 3 è tutta una discesa, avrete da un 30 marzo a un 5 aprile qualcosa di veramente super, mai successo prima in questo anno, molto probabilmente. Quindi bene, vediamo un po' un riassunto. Il mazzetto numero 1 impegnativo, il mazzetto numero 2 molto impegnativo, il mazzetto numero 3 una discesa assoluta, cioè praticamente una benedizione dietro l'altra. Cari amici, per il vostro Marietto Veneziano ho finito qui questa Sibilla chiacchierine molto veloce. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legame Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri social e nei link qui in descrizione trovate, e anche in Telegram, dove alle 20:30 al lunedì teniamo un percorso di esoterismo. E mi raccomando, non mancate al mercoledì sera col vostro Marietto alle 20:30 per una pendolata gratuita con le vostre Sibille chiacchierine. Un grandissimo ciao dal vostro Marietto Veneziano, alla prossima.